È stata posizionata l'ultima parte della prima vela, l'elemento architettonico che porterà alla riqualifica dell'area di Piazzale Boschetti, che si trasformerà in Parco Tito Livio. Queste vele saranno parte di un sistema che organizza una sorta di terrazza sul giardino, una terrazza sul Piovego, che sarà poi il palcoscenico di tante attività, negozi, bistrò, ma anche iniziative di carattere culturale e sociale. Quindi un luogo nuovo, un luogo innovativo per Padova. Il giardino sarà pronto tra qualche settimana, il cantiere è in pieno fermento, mentre i lavori che riguardano la parte retrostante insomma proseguiranno. Per il restauro delle palazzine Liberty bisogna aspettare, ma quella è competenza dei soggetti privati con cui si è fatta la permuta dei terreni vicino al Parco Iris. Un impegno economico, quello della realizzazione del nuovo parco, di oltre 2 milioni di euro da parte dell'amministrazione comunale. Nel 2019 l'inizio lavori, poi lo stop legato alla pandemia. Ora il cantiere è addirittura d'arrivo. Dopo la passerella che collega l'area ai giardini dell'Arena, un ulteriore tassello per quella che sarà una nuova piazza padovana. Da questa passerella noi passeremo da quello che era il vecchio ex Boschetti ricovero e stazione delle autolinee, domani presto un giardino da 10.000 metri quadrati. Con questa passerella passeremo direttamente ai giardini dell'Arena, quindi un collegamento straordinario che unisce due punti di Padova.